un bel picnic. Abbiamo assaggiato di tutto, loro mangiari proprio tipici, la placenta, era tutto buono. Un bel veramente. servizio, e Vincenzo anche lui è stato bravo a stare dietro le persone, veramente ci siamo divertiti. Allora, il pranzo sì, tutto buono, abbastanza regolare. Quello che mi ha stupito molto è la location, che è molto tenuta bene, ci sono degli spazi molto belli e diciamo che mi sono trovata bene. È una giornata che non volevo fare, non mi sono pentita di averla fatta perché comunque va stata abbastanza bene. Poi siamo anche con bella gente, a prescindere da quel che è la nostra popolazione, ma anche i moldavi sono delle persone molto affabili e persone molto a modo, con cui veramente ci si trova veramente bene. Molto bella, la location è molto bella. Infatti il pranzo qui sicuramente è stato molto più bello farlo qui, insomma. Ah, una meraviglia, guarda, veramente sono rimasta stupita, non mi sarei aspettata una cosa del genere, è molto speciale, ho conosciuto una persona speciale in un ambiente molto particolare e non so che dirti, veramente stupita. Il vino com'era? Meraviglioso, l'ho portato, purtroppo non ho portato il bagaglio in stiva e mi toccherà bermelo qua nel frattempo. Molto bello, poi siccome anch'io coltivo la vite e quindi mi sento a casa. Molto bello, anch'io coltivo varie piante che ho trovato qui, ciliegie, albicocche, prugne, cipolle, patate, fagioli e quant'altro e quindi mi trovo a casa, molto bello. Sono soddisfatto e anche meravigliato sinceramente perché sai questo tipo di gite in genere il cibo è come si dice sì, è turistico, invece la polenta era buonissima, la panna acida eccezionale, abbiamo mangiato una panna acida così buona. Il pollo pure era ben fatto, il vino the top,